È una manifestazione importante che arriva alla quarta edizione, siamo pronti ad ospitare questa manifestazione che ha anche degli atleti internazionali, non solo locali e italiani. È una manifestazione vicentina ma anche veneta, per questo abbiamo voluto ospitarla qui nella sede del Consiglio regionale del Veneto, dove abbiamo dimostrato che lo sport è anche socialità e spesso lo diciamo anche con l'assessore Paolo Roma che le due cose sono un connubio efficace rispetto ai giovani che dedicandosi allo sport non hanno dispersione di valori e quindi i valori dello sport sono sani, bisogna coltivarli, lo facciamo anche attraverso il sostegno a queste manifestazioni. Una valorizzazione di un territorio magnifico, una gara che percorrerà tanti comuni andando ad unire un territorio meraviglioso in una giornata fantastica, ma soprattutto a valorizzare uno sport importante per i vicentini, per i veneti e per tutta l'Italia, secondo solo dopo il calcio, ma che porta anche alla ribalta dei giovani che si impegnano, dei giovani positivi che portano un messaggio di sport che vogliamo che sia reso noto perché tanti altri possano unirsi a loro, ma soprattutto un complimento anche ai colleghi sindaci che hanno saputo mantenere questo territorio in ordine e che verrà valorizzato da tantissime persone che domenica saranno ad assistere a questa gara ciclistica. In bocca al lupo ai ragazzi e sarà comunque una grande giornata di sport in provincia di Vicenza. Terra di ciclismo, Sandrigo è un paese che ha proprio la vocazione sul ciclismo, insomma è nato questo sport tantissimi anni fa grazie al presidentissimo Bruno De Marchi e da lì si è sviluppato, portato avanti ora dal presidente Pier Davide De Marchi e vorrei anche sottolineare come dire, il valore di questa associazione sportiva che opera veramente a livello di eccellenza. Ha un'organizzazione complessa, impegnativa, la stanno portando avanti anno dopo anno, crescendo e dimostrando concretamente anche con i fatti i livelli insomma, che si sono raggiunti. Dunque anche un'occasione per promuovere il territorio dell'Alto Vicentino, della provincia di Vicenza. Sì, questa gara in particolare lo è e vorrei ringraziare anche i colleghi sindaci che hanno una visione comune sia di promozione del territorio ma anche di valorizzazione dello sport e in questo caso appunto del ciclismo. Godiamo diciamo di un contesto ambientale molto ricco, molto bello e poterlo promuovere anche attraverso lo sport è una cosa insomma che aumenta no, il valore, ci dà quel qualcosa in più.